Scuola, scoperti 242 posti in ruolo, avviate le fasi di reclutamento. Le chiamate dei docenti da assumere suddivise in vari step, ma 6 istituti provinciali restano ancora senza dirigenti. Apriamo con la tematica dei problemi dell'istruzione di montagna, la rassegna stampa di oggi, sabato 19 luglio. Ne scrive Paola Dallanese sul Corriere delle Alpi. Sono 242 i posti disponibili in provincia per le immissioni in ruolo dei docenti, cattedre che per la maggior parte sicuramente saranno assegnate tramite le graduatorie di merito redatte alla fine dei concorsi avviati con la formula del PNRR sia nel 2023 che nel 2024 e le cui procedure sono ormai quasi terminate. In provincia, infatti, come fa sapere il direttore dell'ufficio scolastico Massimiliano Salvador, le graduatorie ad esaurimento sono concluse praticamente per tutte le classi di concorso, quindi restano disponibili le graduatorie di merito aggiornate con la percentuale degli idonei emersi dalle prove del concorso stabilite dal Dicastero e le graduatorie provinciali delle supplenze di prima fascia in prima istanza, da cui si andrà ad attingere per avviare il nuovo anno scolastico in partenza da settembre. Se anche queste non basteranno, si dovrà ricorrere alle graduatorie delle supplenze di seconda fascia, dove sono inseriti docenti senza abilitazione. Anche quest'anno, su indicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, le procedure di assegnazione in ruolo dovrebbero concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Diverse le fasi per le chiamate. E restano ancora 6 scuole senza un dirigente scolastico. Nei giorni scorsi, infatti, l'ufficio scolastico regionale ha pubblicato l'esito delle operazioni di mobilità dei presidi in regione. A lasciare l'incarico nel bellunese sarà la dirigente del centro permanente di istruzione per adulti, Incoronata Troiano, che andrà a dirigere il liceo Galileo Galilei di Dolo a Venezia. Tornerà a casa invece il preside Samuele De Bettin, che ad oggi dirige l'istituto comprensivo di San Biagio di Callaldi in provincia di Belluno. Per lui è pronta la dirigenza del comprensivo di Santo Stefano di Cadore. Originario del Cadore, per lui sarà come una passeggiata andare in Comerico dopo essersi fatto per tutti questi anni centinaia e centinaia di chilometri, e invece sono 5 dirigenti scolastici in scadenza confermati sulla loro sede. Per chi volesse approfondire, appunto, c'è questo articolo. Restano invece da segnare le dirigenze degli istituti comprensivi di Auronzo di Cadore, di Pedavena, di Val di Zoldo, dell'Onnicomprensivo Ampezzo Cadore di Cortina e del centro di formazione per gli adulti, del centro permanente di istruzione per adulti di Belluno. Lasciamo da parte la tematica scuole e cambiamo argomento. La notizia si è purtroppo diffusa ieri, è stata diffusa ieri da parte del Soccorso Alpino. Erano partite le ricerche di un escursionista malese di cui non si avevano più notizie, e purtroppo il suo corpo è stato ritrovato, come si legge nel titolo, grazie alla tecnologia. Perde il sentiero e muore in un crepaccio. Beling, 60enne malese, era scomparsa giovedì sulla croda del becco, individuata grazie al sistema IMSI-CHACTER. Una scucitura della parete rocciosa l'hanno trovata lì, la 60enne malese, della quale si erano perse le tracce da giovedì pomeriggio lungo la cresta verso Croda del Becco che voleva raggiungere. I soccorritori hanno dovuto rintracciare il segnale del telefonino per individuarla in quella massa liscia di pietra quasi in verticale. Belling aveva inviato 2 messaggi di aiuto all'amica che, stanca, aveva raggiunto il rifugio Briella sopra Cortina senza proseguire. Chiedeva aiuto all'escursionista che, con il buio incombente e il tracciato fra le nuvole, non riusciva ad andare avanti. Si è conclusa così, nel peggiore dei modi, una giornata che, oltre a questa tragedia, ha visto le squadre di soccorso e 2 elicotteri dell'ULSS impegnati in ben 7 interventi in montagna da giovedì alla prima metà della giornata di ieri. È stata ritrovata senza vita l'escursionista 60enne della Malesia. Come dicevamo, per lei fin dalla serata di giovedì si erano messi in moto Soccorso Alpino, Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri.
Erano le 18 quando sono partite le ricerche, appena avuto l'allarme sono proseguite nella notte tra giovedì e venerdì. Dalle ipotesi di ricostruzione, la turista, dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese, era arrivata sulle ripide placche lisce e qui era precipitata per un centinaio di metri, finendo in una fessura. La salma è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina e ci sono alcune fotografie che mostrano la parete a placche e fessurata lungo la quale ha perso la vita appunto l'escursionista malese. E una buona notizia invece, ieri è stata riaperta al pubblico l'area archeologica di Feltre, 2000 anni di storia sotto i riflettori, si legge nel titolone. La soprintendenza ha reso il sito turistico e culturale più accessibile ai visitatori grazie a un migliore impianto di illuminazione e all'antincendio, ne scrive Laura Milano. Tornano sotto i riflettori, peraltro a basso consumo energetico, 2000 anni di storia, dall'epoca romana a quella alto e tardo medievale, di un'area archeologica che la soprintendenza ieri ha restituito alla comunità nella sua veste tecnologica e narrativa che enfatizza le preziose testimonianze. In un'area archeologica che grazie all'arditezza ingegneristica di Giuliano Mezzadri, scomparso recentemente, è la prima antisismica d'Italia e forse la prima a essere dotata di certificato di protezione antincendio. Questo ha detto il soprintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia, per le province di Treviso, Belluno, Padova, Vincenzo Tinè, ieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo corso dell'area, soggetta per 3 anni a intervento di riqualificazione e messa in sicurezza per 650.000 euro erogati dal Ministero. E ci sono le fotografie che mostrano autorità e cittadini che varcano la soglia dell'area archeologica del Duomo che ha riaperto appunto ieri i battenti. La suggestione creata dalle luci evidenzia gli elementi di pregio, antiche case e botteghe romane sorgevano a ridosso del lastricato. E poi ancora ci spostiamo, andiamo a leggere la notizia che riguarda un aggiornamento sulla tragica vicenda della morte di Gaia De Gaulle. Lunedì l'ultimo saluto a Gaia, gara solidale per la famiglia. Il funerale della quindicenne travolta dal masso si terrà alle 10 nella chiesa arcipretale di Lentiai. Comune e parrocchia hanno aperto un conto corrente a sostegno della mamma e dei fratelli, ne scrive Stefano De Barba. Gaia De Gaulle, di 15 anni, non c'è più. L'annuncio straziante del funerale l'hanno dato le epigrafi ieri mattina, accompagnate da un'immagine serena della giovanissima di Colderù. L'addio alla studentessa morta martedì, travolta da un masso sulla spiaggia lungo il Piave a Cesana Beach, verrà celebrato lunedì alle 10 nella chiesa arcipretale di Lentiai. Le esequie non erano state ancora annunciate giovedì sera, quando centinaia e centinaia di persone, giovanissimi e adulti, si erano radunate in centro a Lentiai per esprimere con una fiaccolata silenziosa il dolore di tutta la comunità. E ieri mattina, quando sono stati pubblicati gli annunci funebri, la comunità ha rivissuto il dolore di una tragedia che ha coinvolto tutti profondamente, ma che ha anche dato vita a una fortissima mobilitazione solidale a sostegno della famiglia della studentessa dell'agrario di Vellai. Lunedì, dunque, la cerimonia funebre, che non è difficile immaginare, sarà partecipatissima e, come dicevamo, è stata aperta anche una raccolta fondi a sostegno della famiglia della mamma e dei fratelli della povera Gaia De Gaulle, che qui è in una bella fotografia in sella ad un cavallo. Leggiamo un altro articolo, poi passiamo al Gazzettino. Casa di comunità, parte da Agordo il nuovo modello dell'assistenza, ne scrive Gianni Santomaso. ULSS e sindaci hanno varato la prima struttura in provincia, scarsità di personale sanitario, Lanzarin assicura iniziative. Un nuovo modello di assistenza sanitaria di prossimità per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, facendo interagire fra di loro più figure professionali e con la prospettiva di lanciare l'ospedale come riferimento solo per i casi più gravi. È stata inaugurata ieri ad Agordo la Casa della Comunità, la prima della provincia, una scommessa perché, come dirà a margine del taglio del nastro chi si occupa da tempo di servizi sociosanitari, la linea è quella giusta, ma occorre fare i conti con la carenza di personale, medici, ma soprattutto infermieri. Una questione ben presente anche all'assessora regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, arrivata ad Agordo per presenziare a 3 momenti importanti per la comunità locale: l'inaugurazione dell'ufficio di prossimità in Unione Montana, quello della Casa di Comunità e la consegna dei riconoscimenti a Maria Chiara Santin, già amministratrice unica di Asca.
Passiamo quindi ora al Gazzettino. Anche qui in primo piano c'è la notizia relativa alla morte dell'escursionista malese. Ci vediamo dopo, muore nel dirupo, escursionista 60enne saluta l'amica, va verso la croda del becco e scompare. Ore di ricerche, era in fondo ad un precipizio, purtroppo, come leggevamo prima. Cambiando argomento, invece, c'è una pagina che parla dei rifugi, del vivere in vetta, rifornimenti dal cielo per piatti gourmet, ci guida la passione. I gestori dei rifugi sono alle prese con una clientela sempre più esigente e sofisticata, le pietanze costano il 30% in più rispetto all'attività a valle, ma qui spese enormi. Alle 7 del mattino, nel freddo della montagna, è lì ad attendere un elicottero, una seggiovia o un camion che gli consegna alimenti di prima necessità che poi prepara per portarli sulla tavola di alpinisti ed escursionisti a colazione oppure a pranzo e cena. È la vita del rifugista ed è soltanto uno dei tanti sacrifici che accetta per amore della montagna, in un lavoro che richiede impegno 7 giorni su 7 per diversi mesi lontani dalle comodità dei centri urbani. E per chi volesse approfondire, appunto, c'è questo articolo con le fotografie che mostrano i rifugi Vandelli e Lagazzuoi, sono fra quelli che vengono forniti in elicottero perché non ci sono altre alternative. I costi anche 70 euro per un pasto completo, si legge in un altro articolo nel taglio basso di pagina. E ancora andiamo avanti, anche qui area archeologica di grande fascino, l'ammirazione del soprintendente alla riapertura della città sotterranea. Siamo a Feltre, i visitatori da oggi potranno provare un percorso narrativo esperienziale, scrive Eleonora Scarton, raccontando appunto dell'inaugurazione dell'area archeologica, della riapertura dell'area archeologica a valle, a Feltre. E poi leggiamo un ultimo articolo e poi chiudiamo. Giustizia e sanità a portata di valle, 2 inaugurazioni e servizi più vicini. Anche qui si parla dei tagli del nastro per l'assessore regionale Lanzarin all'ufficio di prossimità dell'Unione Montana e alla casa di comunità, ne scrive Claudio Fontanive. Dopo inaugurazione ieri mattina ad Agordo, come leggevamo prima, con un unico filo conduttore, avvicinare i servizi sanitari e giudiziari ai cittadini della comunità gordina, che conta oltre 18.200 abitanti distribuiti in 16 comuni, quindi una buona notizia. Con cui chiudiamo la rassegna stampa di oggi. A tutti come sempre grazie per l'ascolto e un buonissimo fine settimana. A prestissimo, ci risentiamo e ci rivediamo lunedì.